tradizione del boccolo prende origine dallo sfortunato amore tra Vulcana, Maria Partecipazio, la quale era figlia del patrono Orso, e un giovane trovatore di nome Tancredi. I due non potevano copulare a nozze perché esisteva una grossa differenza di casta, e quindi Vulcana convinse Tancredi a partire in guerra con Carlo Magno, il quale stava combattendo contro i Mori di Spagna. E il giovane si distinse a tal punto che notizie delle sue gesta arrivarono fino in patria, rendendolo quindi degno dell'amore per la sua Vulcana. Sfortunatamente Tancredi un giorno durante una battaglia venne ferito a morte e cadde sopra un rosario che macchiò con il rosso del suo stesso sangue. E in fin di vita riuscì a raccogliere un bocciolo che consegnò all'amico Orlando, chiedendo di consegnarlo all'amata Vulcana come pena estremo del suo amore. Orlando ovviamente esaudì la promessa dell'amico e partì alla volta di Venezia. Arrivò a Venezia alla vigilia del 25 aprile, del giorno di San Marco, e consegnò a Vulcana il suo pegno d'amore. Il giorno seguente, appunto il 25 aprile, le ancelle, andando a svegliare Vulcana, la trovarono morta sul suo letto con il bocciolo del suo amore Tancredi appoggiato sul cuore. E la notizia si diffuse subito in città, e da quel giorno si tramandò l'usanza da parte degli uomini di regalare alle loro amate un bocciolo di rosa rossa come pegno del proprio amore e come ricordo di questa sfortunata storia.